questa cosa di 19,90 €? Gio, signor Duilio, mi guardi attentamente, cosa vede? Un mona. Perché come dico sempre, non sai che i dinosauri si sono estinti perché che stava sui maroni a tutti. Storia, Roma. È ora di geografia forse? Sì, ma cosa ho comprato? Le mie conferenze. Affrettatevi. D'altronde non sai che il piccione cammina così perché piace Michael Jackson. L'amore è un apostrofo rosa tra le parole ti e amo. Che bueada. Tutti si avvicinano a me per il mio aspetto fisico. Ah, non me lo dire, non me lo dire. Vogliono tutti la stessa cosa. Ah, non me lo dire, non me lo dire. Ma così non riescono a cogliere la vera essenza della bellezza. Però Ariadna, questa è la condanna di noi belle. Ma io allo specchio mi ripeto sempre, ricordati Elsa, la bellezza salverà il mondo. Moriremo tutti! Il calembour è un meccanismo classico per suscitare l'ilarità del pubblico. Vi faccio un esempio. Amore, io ti amo, amore. Ti amo moltissimo. Non ricordo delle cose, ma ti amo, amore. Ti amo moltissimo. Ma come ti chiami? Non ricordo. Oh, scordata innamorato. Guarda che ben che se va questo robo per tagliare i tagliadei. Incredibile. Ascolta, non è che puoi venire nel mio posto di lavoro e rubarmi i miei attrezzi perché io sto lavorando. Allora, Duilio, vuoi tua pasta fresca e ti hago fatta? Camomilla te! Ricorda che amore e lavoro vanno sempre in coro. Ho sposato e a sorella di Leopardi. Ascolta, va avanti a farmi che il test di affinità sessuale che ieri devo fare prima. Sì, ma dopo lasciami finire. Sì? Allora, quale fantasia erotica stuzzica maggiormente le tue fantasie? A. Bendare il parne. B. Ammanettare il parne. C. Fare amore con uno sconosciuto. Tutte e tre, Duilio. Io ti benderei, ti ammanetterei e dopo vado a fare l'amore con lo sconosciuto. E così per farla breve mi ha invitato a cena a casa sua. Un tête à tête in terrazzo, io e lui. E come look avrei scelto un vedo e non vedo. Tu cosa preferiresti? Io non vedo. Cosa sei venuta qua a offendermi o a fare un test su affinità di coppie? Duilio, sta più leggero. Non abbiamo bisogno di un test sessuale per capire la nostra affinità. La capiremo stasera, quando giocheremo alla dottoressa al paziente. Mi sua dottoressa, diteci il paziente che vuoi una visita. E come funziona? Che ti a voi subito, ma mi te adago fra 6 mesi. Ecco. Porto anche i saluti del sindaco che non ha potuto essere presente per motivi istituzionali. Così si dice, no, di solito, invece che a camper nuovo della ruina. Papà, tu sei troppo protettivo con me. Io ho bisogno di viaggiare, di scoprire il mondo, di conoscere nuove persone. Ma dove vuoi andare? Il mondo è pieno di squali. Ma io ho bisogno della mia libertà e se tu non me la dai sai che faccio? Io adesso mi preparo, mi metto il vestito più corto che ho e mi metto con il primo che passa. Ecco, primo. Questa è l'idea. Ormai la televisione è evento. Se non c'è evento, non c'è televisione. Le abbiamo portato il più grande event planner del mondo direttamente dalla Malesia, Kabir Beppi! Namastea, namastea. Namastea. Ma è indiano questo? E ciò? Lui organizza eventi in tutto il mondo, tipo Abbiamo organizzato un matrimonio in un'isola dell'Austria. Abbiamo fatto arrivare la sposa in una carrozza trainata da cavallo alato. Cavallo alato. Eh sì,
Io ho detto che cavallo di solito è meglio metterlo davanti, ma lei ha voluto cavallo a lato. Allora abbiamo messo un cavallo a lato destro e un cavallo a lato sinistro. Kabir! Beppi! Ma grande evento fa rima con gran divertimento. E allora noi facciamo grandissimi giochi innovativi indiani. Per esempio facciamo gioco di mettere i fagioli in una pentola e le persone devono indovinare per vincere premietto. È vecchio. Ma noi lo facciamo con i fagioli in toncio. E ciò è indiano! Era indiano mio padre. Era indiana mia madre. Indiana la figlia e la sorella. Era indiana pure quella. La famiglia di Indianon. Bravo! Kabir! Beppi! Se so cos'è l'amore è grazie a te. Wow, ma che carino che sei! Ecco, vedi, tu sei la dimostrazione che l'amore esiste nel cuore delle anime innocenti. Ci avemo?